Buongiorno a tutti, questa è una registrazione delle presentazioni dei seminari che si sono svolti nell'ambito del progetto Digitiamo il 20 e 27 aprile 2022 e relativi agli open data, in particolare trattati da una prospettiva accademica. Durante la presentazione, cosa che non è possibile ovviamente fare in differita, c'è stata un'interazione attraverso la piattaforma Mentimeter procedo appunto con una riesposizione dei concetti che sono stati presentati in quell'occasione. Io sono Luca Di Gaspero, sono professore di ingegneria informatica presso l'Università di Udine. Nella mia attività sia didattica sia di ricerca lavoro su aspetti riguardanti i dati, in particolare ho un corso di Data Analytics e Machine Learning nell'ambito del corso di laurea magistrale di ingegneria gestionale e insegno anche altri corsi relativi ai dati presso il Politecnico di Vienna e l'Università di Padova, in particolare al dottorato di scienze statistiche. Per la mia ricerca mi occupo di analisi dei dati e l'uso di questi dati per il supporto delle decisioni, in particolare attraverso dei modelli di ottimizzazione innovativi su problemi che abbiano una dimensione temporale. In questa presentazione andrò a trattare alcuni temi a partire da quelli più fondamentali riguardanti il concetto di dato, informazione e conoscenza, e quindi tutto il flusso di costruzione e di astrazione a partire dall'informazione di base. Tratterò alcuni aspetti riguardo al quadro di riferimento normativo relativo agli open data e gli aspetti più innovativi degli open data che hanno a che fare appunto con la costruzione di dati che siano automaticamente collegati, ovvero i cosiddetti linked open data. Tratterò brevemente dei concetti relativi alla grande quantità di dati e al tipo di elaborazioni che siano possibili nell'ambito appunto del big data. Vedremo alcuni aspetti relativi alla qualità dei dati e al trattamento nello specifico di dati personali, e infine concluderemo con alcune considerazioni riguardo a quanto le amministrazioni pubbliche sono mature relativamente appunto al rilascio di open data, secondo quanto previsto dall'Agid e dall'Agenzia Europea relativa agli open data. Parte dei contenuti sono rielaborazioni di una presentazione di un mio collega, Paolo Coppola, che è un consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il miglioramento della digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare questi contenuti sono stati tratti la presentazione appunto del consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il resto è l'elaborazione di informazioni appunto realizzate direttamente da me. Iniziamo con una visione che amo proporre riguardo alle differenze o al processo di astrazione e di utilizzo dei dati, e in questa grafica appunto vediamo i dati come gli ingredienti fondamentali di un processo che è un po' più complesso, quello che porta dal singolo ingrediente ad avere un seminavorato, un preparato che è un'informazione costruita a partire da questo ingrediente. Per che questa informazione sia fruibile è necessario realizzare una guarnizione, quindi una presentazione, e infine il consumo di questa informazione attraverso la presentazione è quello che dà luogo alla conoscenza. Questi tre aspetti, dato, informazione e conoscenza, sono aspetti che sono correlati fra di loro, ma si trovano a livelli di astrazione che sono distinti. Un dato è qualcosa di molto di base, qualcosa di atomico, si tratta di un valore o di una misurazione, talvolta non è neanche presente una qualche specifica del dato come ma è semplicemente un valore di tipo numerico. In questo caso, ad esempio, un esempio di dato può essere la data 22/11/2021, qualche cosa che rappresenta un peso. Già in questo caso il dato ha
già un pochino di struttura, tuttavia appunto da solo non è in grado di fornire non possiamo fare nessuna ipotesi su quale sia il significato di quel dato. Le informazioni di contesto, il contesto più precisamente, consente di dare un significato a quel dato. Normalmente la contestualizzazione richiede che i dati siano elaborati in qualche forma, ad esempio siano costitutivi, oltre che appunto del dato di base, di un metadato, quindi di una descrizione del dato stesso, oppure di qualche altra informazione contestuale che può essere comunque presente. Ad esempio quella data potrebbe riferirsi a una termine rappresentazione di un elaborato e il peso potrebbe essere attribuito a una determinata persona di nome Mario. In quel caso chiaramente quel dato diventa qualcosa di più ricco, di qualcosa che assume un significato perché gli è stato dato il contesto. L'elaborazione di informazioni, quindi di dati contestualizzati, di nuovo è qualcosa di ancora più ricco dal punto di vista conoscitivo e va sotto il nome di conoscenza. È l'elaborazione delle informazioni che mette in relazione i dati effettivamente presenti in dei concetti più complessi, ad esempio che se la data di presentazione dell'elaborato è quella data, il tempo per presentare l'elaborato è sufficiente, quindi si tratta di conseguenze costruite a partire dalle informazioni. Il processo che porta dal dato alla conoscenza è un processo in realtà in cui i livelli di conoscenza non è un livello singolo, o meglio possiamo distinguere più livelli di conoscenza. Questo tipo di grafica è una grafica che è diventata molto popolare recentemente ed descrive quello che è il flusso dai singoli punti che sono i nostri dati, che non hanno dei collegamenti tra di loro. L'informazione è un dare colore a questi dati, che quindi è dare un contesto a questi punti, e la conoscenza è cercare dei collegamenti tra questi punti, quindi è qualcosa che ulteriormente dà una struttura a dei dati che altrimenti sarebbero molto basilari. E abbiamo ulteriori livelli di conoscenza, ad esempio appunto che giungono fino alla saggezza, che è quella che in un certo senso crea dei percorsi fra questa conoscenza in base all'individuazione di quello che è rilevante per i nostri bisogni informativi, tipicamente. Quindi in realtà il dato è solamente il costituente di base di un processo molto più ampio che porta a utilizzare, elaborando i livelli successivi, quel dato in sottoforma di informazione in qualcosa di più strutturato, qualcosa che descrive effettivamente degli eventi, delle situazioni, delle entità in modo sufficientemente variegato. Più recentemente interpretazioni alternative dell'informazione e particolarmente fantasiose vanno sotto il nome di teoria della cospirazione, quando si cercano collegamenti che effettivamente sono molto arditi o in molti casi non ci sono. Il processo attraverso il quale i dati vengono, in cui le entità del mondo fisico vengono trasformate in dati, è un processo che ha avuto origine già alcune decadi fa, quindi non è qualcosa di nuovo, tuttavia appunto recentemente gli si è dato un nome e si è identificato nel fenomeno della datificazione. È il processo attraverso il quale i soggetti, gli oggetti e le pratiche, quindi i processi, vengono trasformati in dati digitali allo scopo di essere leggibili dalle macchine, elaborabili dalle macchine e quantificabili dalle macchine stesse, quindi con uno scopo di avere un'elaborabilità automatica. Questo aspetto di fornire dei dati che siano immediatamente elaborabili, come vedremo, è qualcosa di sostanziale nell'ambito appunto degli open data, ed è una delle proprietà
che caratterizzano o che dovrebbero caratterizzare i dati rilasciati in questo formato. Prima appunto di andare ad analizzare aspetti più specifici riguardanti il dato, andiamo a guardare qual è il quadro di riferimento normativo relativo agli open data e i dati delle pubbliche amministrazioni più in generale. Il codice per l'amministrazione digitale è la fonte primaria, definisce esplicitamente all'articolo 1 i concetti che poi ci accompagneranno appunto nel corso di questa presentazione, che sono i dati di tipo aperto, nello specifico, quindi i dati che andremo a rilasciare o che dovrebbero essere rilasciati dalle pubbliche amministrazioni per ulteriori elaborazioni, e il concetto di formato del dato aperto, quindi tratta sia degli aspetti sintattici del dato, quindi come deve essere rilasciato dal punto di vista del formato, ma soprattutto definisce cosa sono i dati di tipo aperto, e le caratteristiche che contraddistinguono i dati di tipo aperto sono la loro disponibilità attraverso una licenza, che consenta anche l'uso per finalità commerciali. L'idea è che il dato che viene rilasciato come dato aperto possa essere utilizzato da chiunque, sia per questioni di trasparenza della pubblica amministrazione, ma anche per poter realizzare dei nuovi servizi, ed è questo effettivamente l'utilizzo principale per il quale o il principio per il quale i dati debbano essere rilasciati in questa forma, o che spinge verso il rilascio di dati di tipo aperto. Un aspetto fondamentale è che i dati di tipo aperto debbono essere rilasciati in formato disaggregato. Questo è un punto cruciale. Il dato dovrebbe essere rilasciato nella sua forma più atomica, più fondamentale, senza che compatibilmente con la natura del dato, quindi se si tratta di un dato ad esempio personale, cosa di cui discuteremo in seguito, c'è una certa cautela da avere, ma nel caso appunto di dati non personali il dato dovrebbe essere rilasciato nel modo più fine possibile. Se si tratta ad esempio di un evento, deve includere tutte le informazioni relative all'evento al quale fa riferimento, e deve essere rilasciato alla granularità della singola entità, quindi del singolo evento al quale facciamo riferimento. Quindi dal punto di vista del codice dell'amministrazione digitale questo aspetto è un aspetto fondante: il dato deve essere rilasciato in modo puro, senza effettuare delle elaborazioni sul dato prima di rilasciarlo. Gli altri aspetti che il codice dell'amministrazione digitale prevede sono l'accessibilità del dato in modo che sia adatta all'utilizzo automatico di questo, appunto ho già accennato in precedenza parlando di datificazione, ed è un aspetto fondamentale. Non rilasciamo, l'obiettivo non è quello di rilasciare delle tabelle scritte in Word o ancora peggio stampate in un PDF o scannerizzate da un PDF. Lo scopo degli open data, secondo il CAD, è quello di avere dei dati che siano immediatamente fruibili ed elaborabili da soggetti terzi, ai fini appunto di contribuire all'analisi di questo dato, quindi avere un meccanismo simile a quello del software open source, in cui c'è un contributo della comunità all'analisi del dato per ottenere delle informazioni, per condividere delle informazioni estratte da questo dato nel processo di estrazione della conoscenza di cui accennavamo prima. In particolare per i formati di dati di tipo aperto ci aspettiamo che essi contengano anche i relativi metadati, cioè l'informazione che descrive, di questo anche parleremo fra un attimo, che descrive come questi dati debbano essere interpretati. E l'altro aspetto fondamentale dei dati aperti è la loro disponibilità o gratuita o ad un costo assolutamente marginale per la riproduzione.
questa norma di legge ha diciamo sembrerebbe avere essere una lieve contraddizione con delle leggi precedenti, in particolare con il decreto legge 322 dell'89 che disciplina la raccolta di dati statistici da parte di soggetti o di pubbliche amministrazioni. In particolare in questo caso la previsione è che il dato venga rilasciato in forma aggregata. L'eventuale appunto dicotomia o l'eventuale conflitto tra le due norme è da intendersi che la disaggregazione prevista dal CAD deve essere quantomeno al livello minimo possibile, quindi se vogliamo ottemperare entrambe le norme, l'aggregazione deve essere la minima possibile, quella che che ottemperi al dettato di questa norma, cioè l'aggregazione è relativa solamente al fatto che non se ne possa trarre riferimento all'identificazione, quindi che attraverso il dato non si possa risalire a persone, ma è questa l'unica ratio di questa norma. Quindi l'aggregazione o le tecniche più sofisticate di identificazione, di cui parleremo nell'ultima parte della presentazione, sono è ciò che questa norma prevede, quell'aggregazione da intendersi al giorno d'oggi, con le conoscenze correnti, come de-identificazione, che non vuol dire che il dato debba essere per forza aggregato, soprattutto al livello di granularità più grossolana possibile. Il dato deve essere rilasciato secondo il dettato del CAD a livello più fine possibile, disaggregato. Quindi questa aggregazione deve essere usata cum grano salis a livello minimo possibile. In effetti il comma 2 dell'articolo 9, che è stato aggiunto successivamente in ottemperanza alla GDPR, di nuovo ribadisce lo stesso tema, cioè quello che il dato debba essere de-identificato, che non debba consentire di risalire a delle persone, ma di nuovo, se il dato non è un dato personale, deve essere per forza rilasciato, o dovrebbe essere per forza rilasciato, nella forma più disaggregata possibile. A livello europeo, la direttiva dell'Unione Europea che di nuovo prevede esplicitamente disciplina l'utilizzo di open data è stata come si dire, nel nostro ordinamento è stata recepita con il decreto legislativo 36 del 2006, in cui il dispositivo di legge prevede che i documenti, i dati delle pubbliche amministrazioni siano riutilizzabili sia ai fini commerciali o non commerciali. In particolare prevede esplicitamente che alcuni tipi di dati, così come definiti di elevato valore che siano individuati appunto dalla Commissione Europea, di cui vi darò l'elenco fra un attimo, debbano essere disponibili come dati di tipo aperto, gratuitamente, leggibili meccanicamente, di nuovo, forniti eventualmente tramite un'interfaccia di programmazione o come download in blocco. Questo è importante. Le serie di dati che sono contraddistinti da questo elevato valore sono i dati geospaziali, quindi ad esempio i dati catastali o topografici delle pubbliche amministrazioni, i dati relativi alle osservazioni, i dati ambientali, meteorologici, i dati statistici anch'essi, ma anche i dati relativi alle imprese, alle proprietà e alla mobilità. Questo è quello che prevede appunto nello specifico le serie o i tipi di dati a elevato valore, ma in generale la direttiva prevede che tutti i documenti possano essere riutilizzati e quindi di nuovo in un certo senso finiscano nell'ambito degli open data. L'enfasi, come avrete notato,
è sulla possibilità di elaborare automaticamente quel dato. Vogliamo passare da un dato pubblicato come quello che vedete sullo sfondo, che si tratta semplicemente di una tabella allegata a una legge presente sulla Gazzetta Ufficiale, che è una serie di numeri che in questa forma, si tratta di un'immagine sostanzialmente, non ha nessuna elaborabilità automatica. Gli open data, per essere tali, questo non è un open data, l'open data per essere tali deve essere rilasciato come dato granulare disaggregato e elaborabile automaticamente. Una importante distinzione in quest'ambito è quella fra microdato e macrodato. A seguito appunto l'operazione di aggregazione è in un certo senso la discriminante. Un microdato, che è quello a cui ambisce il dettato del codice di amministrazione digitale, quello disaggregato, è un'unità elementare di informazione data sulla singola unità di rilevazione. Il macrodato invece è un'aggregazione di microdati. Le due cose non sono appunto sono un contrasto, semplicemente perché il macrodato appunto risulta dal mettere assieme più microdati e sintetizzarli in alcune statistiche, che siano conteggi, medie, somme o quello che sono, ma è il microdato a cui il codice di amministrazione digitale ambisce che sia di formato aperto. Inoltre la legge, sempre nel codice di amministrazione digitale, prevede che i dati debbano, a meno di motivata eccezione, debbano essere rilasciati come dati di tipo aperto. Quindi la legge prevede che tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione debbano essere rilasciati come dati di tipo aperto, a meno di motivata eccezione. Ci sono alcune eccezioni che sono previste dalla legge, ma altre debbono per forza essere possono essere individuate appunto dall'ente pubblico, ma devono essere giustificato il motivo per cui il dato non viene rilasciato come dato di tipo aperto. Quindi questo la legge prevede esplicitamente che i dati vengano rilasciati in questa modalità, e che quindi in un certo senso tutti gli enti pubblici abbiano un qualche repository, un qualche degli appositi database o dataset che possano essere rilasciati ai singoli cittadini per qualunque scopo, quindi indipendentemente dallo scopo relativo all'analisi di questi dati. Giusto come commento appunto, i dati di tipo aperto, l'obbligo di rilasciare i dati di tipo aperto è da intendersi anche per i fornitori terzi di servizi o prodotti alle pubbliche amministrazioni. Quindi anche nel caso appunto ci siano contratti per la generazione e l'elaborazione di dati con delle ditte esterne, non in teoria, il codice dell'amministrazione digitale prevede che i dati relativi siano accessibili e fruibili alle altre pubbliche amministrazioni e cittadini e imprese. Il fatto di non prevedere questa clausola, questo tipo di clausole, potrebbe prevedere essere motivo di ricorso su un determinato capitolato schema di contratto. I dati raccolti appunto devono essere resi disponibili attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fatti salvi limiti di segretezza e di privacy previsti dalla legge o di nuovo motivati esplicitamente per alcuni appunto tipi di specifici dati previsti dalla legge. Quindi la disponibilità dei dati, di nuovo, è una disponibilità per default, a meno di eccezioni esplicitamente previste e motivate. Le piattaforme per favorire
l'utilizzo del patrimonio informativo della pubblica amministrazione, cioè una piattaforma digitale nazionale dei dati. L'idea è che anche a livello locale ci siano delle piattaforme di raccolta dei dati e di messa a disposizione di questi alla cittadinanza e alle imprese. In particolare la legge, sempre il codice di amministrazione digitale, prevede che nella parte relativa alla trasparenza delle amministrazioni siano pubblicati tutti i dati, banche dati e le descrizioni dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, il loro modo e regolamento per l'utilizzo e il riutilizzo. Quindi il codice di amministrazione digitale preme sulla apertura del dato e l'indicazione specifica, quindi l'organizzazione anche dal punto di vista informativo sul sito web, sul sito web comunale, di come questi dati possano essere acceduti e ottenuti dai singoli individui. A questo punto, visto che la legge è prescrittiva riguardo al rilascio di dati da parte delle pubbliche amministrazioni, ci si potrebbe chiedere se questo sia un obbligo oppure un'opportunità. Durante il seminario live abbiamo analizzato brevemente alcuni siti web relativi a un particolare dominio di open data delle pubbliche amministrazioni relativi a un determinato dominio, e abbiamo visto come questo possa essere declinato in diversi modi. In particolare i siti web erano relativi alla mobilità e agli incidenti sul territorio comunale, e abbiamo visto diversi comuni e diversi tipi di organizzazione del dato, a partire dal dato in cui molto aggregato, in cui abbiamo solamente il totale del numero di incidenti sulla superficie comunale o sul tipo di strada, tipo rotatoria, strada dritta in croce e così via, a dei dati molto più fini, molto più granulari, che sono ad esempio gli open data del Comune di Roma, in cui per ciascun incidente abbiamo la localizzazione dell'incidente, il numero di feriti, le condizioni stradali al momento, e meteo al momento dell'incidente e così via. La differenza appunto è che in un primo caso si è stemperato all'obbligo, quindi col dato aggregato si è stemperato all'obbligo di rilasciare pubblicamente dei dati che sono previsti dalla direttiva europea, come serie di dati storici e quelli relativi alla mobilità, in questo caso alla componente incidentale della mobilità. Viceversa, nel caso del Comune di Roma, il dato è un'opportunità, consente di effettuare delle analisi più precise sui motivi degli incidenti, e quindi consente in un certo senso di ottenere valore da quell'informazione. Nel primo caso possiamo semplicemente vedere se, e tipicamente l'informazione sarà quasi nulla, se c'è stato un aumento o una diminuzione dei casi di incidenti da un anno all'altro, ma a quel livello di granularità, a quel livello di aggregazione non si può dire veramente quasi nulla. Ok, in teoria appunto qui dovrebbero esserci i video diversi, ma comunque con questa presentazione offline tralasciamo. Se poi siete interessati vi farò avere appunto nella lista, magari nella presentazione, i link ai vari siti per poterli analizzare. Riguardo il rilascio dei dati, un aspetto importante è quello relativo alla semantica o alla completezza dell'informazione. È un fenomeno, un movimento che ha recentemente preso piede nell'ambito dell'analisi dei dati, è quello di dotare i dati stessi, siano open o non siano open, ma ovviamente questo a maggior ragione per i dati aperti, di una descrizione che consenta un collegamento automatico con gli altri dati. Questo aspetto va sotto il nome di metadati, metadati un po' più ricchi. Osservate appunto i dati tabellari riportati qui sopra. Si tratta di numeri, si tratta di percentuali, lo scopriamo semplicemente perché c'è un segno di percento di seguito, ma
così come sono, così come è riportata la tabella, abbiamo poco significato, cioè c'è poco significato, non siamo in grado di interpretarla. L'idea alla base dei linked open data è quella di estendere il concetto di metadato. Un metadato è un dato sul dato, in questo caso ad esempio l'intestazione delle colonne e delle righe ci dà qualche informazione per scoprire che si tratta dei dati ad esempio Covid relativi all'anno scorso. Leggiamo appunto che in una colonna abbiamo i ricoverati in terapia intensiva o delle percentuali di occupazione e così via, ma questo è possibile solamente una volta che abbiamo appunto una descrizione del dato stesso. I metadati esprimono la semantica del significato e propongono un contesto per l'interpretazione del dato. Così come era prima, questa tabella non era assolutamente interpretabile. L'idea alla base dei linked open data è quella di avere, ok, esistono anche altri tipi di metadato, questo qua è un metadato di tipo tabellare, semplicemente dato delle intestazioni, ma ad esempio sulla piattaforma di gestione delle norme normativa, la descrizione degli articoli di legge viene rappresentata in questa forma attraverso un metadato che è un linguaggio di markup, un linguaggio di marcatura, in cui le parti testuali sono etichettate, sono contraddistinte da alcune parti simili appunto a quelli di un linguaggio di marcatura, o meglio facenti parte di un determinato linguaggio di marcatura, che consentono di estrarre e di identificare appunto le componenti di un articolo di legge, in questo caso di un comma di un articolo di legge. Per quanto riguarda appunto i metadati, stavo dicendo, il fenomeno dei linked open data è dovuto allo stesso inventore del World Wide Web, Tim Berners-Lee, che vedete in figura, in cui in una presentazione qualche anno fa ha in un certo senso dato una panoramica sul fatto che la cosa importante alla base del World Wide Web e anche dei dati rilasciati sul World Wide Web non sono i dati stessi, ma le relazioni che intercorrono tra questi dati. Quindi il fenomeno dei linked open data è qualcosa che vuole cercare di automaticamente creare le connessioni o di descrivere le connessioni che ci sono fra i dati, proprio per avere degli strumenti che automaticamente possono sfruttare queste connessioni per costruire l'informazione, per fare quei passi che dal singolo dato portano appunto verso le connessioni e verso i percorsi nelle connessioni, quindi dal dato alla saggezza, alla consapevolezza, in un certo senso. Il mercato degli open data è un mercato che è in crescita, solamente nell'Unione Europea parliamo di possibilità legate agli open data o di impatto economico legato agli open data dell'ordine di 190 circa miliardi di euro per il 2019. Questi dati insomma sono più o meno stabili, addirittura in crescita nel corso del tempo. Si prevede per il 2025 una crescita che può essere anche più sostenuta. E a cosa servono questi open data? Possono servire per scopi diversi di quelli per i quali sono stati raccolti o sono stati rilasciati. Ad esempio possono essere utilizzati per delle analisi sulle reti stradali, per ottenere degli miglioramenti di efficienza, dei guadagni di efficienza su certi processi, ad esempio su quello di risposta all'emergenza, oppure per l'efficientamento del trasporto pubblico, per l'efficientamento di consumi energetici, o in generale anche per miglioramenti di altri tipi di servizio, ad esempio attraverso open data è possibile istruire, è possibile addestrare dei sistemi di traduzione automatica, avendo appunto il dato corrispondente in più lingue.
E oltre al miglioramento dell'efficienza c'è l'aspetto relativo eventualmente a un risparmio di costo, di nuovo sempre negli stessi domini, grazie a l'oculata informazione che può essere estratta da questi dati. Tim Berners-Lee, appunto, ribadendo il concetto, per Tim Berners-Lee, e questo è alla base del fenomeno del linked open data, i dati sono relazioni, la parte importante del dato è quella che mette in relazione ciascun dato con un altro in modo che sia elaborabile automaticamente. Questo tipo di fenomeno, quindi linked open data, può essere declinato in diversi livelli di compliance, in diversi livelli in cui si ha un'adesione al fenomeno, a partire dal livello più basso in cui il dato viene semplicemente rilasciato sul web con licenza aperta, a dei livelli di compliance più elevati, ad esempio con dati che sono già pronti a essere elaborati e sono strutturati, sono rilasciati nei formati aperti, usano degli standard aperti di alto livello semantici per descrivere i metadati e infine sono automaticamente collegati ad altri dati in modo da fornire un contesto. Questo tipo di dato rilasciato in modo aperto necessita per essere rilasciato, e questo è il primo punto, di una licenza di rilascio del dato. Esistono diversi tipi di licenze aperte, alcune di queste forse già le conoscete, vanno sotto il nome di licenze Creative Commons, sono delle licenze che richiedono semplicemente di identificare l'autore originario del dato, oppure di utilizzare il dato cioè di consentire l'uso del dato per uso non commerciale, oppure impongono che il dato rielaborato, il derivato venga rilasciato allo stesso modo. Ce ne sono appunto di diverse e con declinazioni diverse, ma per quanto riguarda gli open data c'è una proposta di licenza italiana prevista appunto incoraggiata dall'Agid, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che è una licenza di rilascio degli open data proprio dedicata ai dati della pubblica amministrazione. I livelli di servizio relativi ai linked open data garantiscono appunto una ricchezza dell'informazione, e attraverso la ricchezza dell'informazione anche una ricchezza di servizi che possono essere costruiti su quel dato e quell'informazione. In particolare passiamo da documenti ad accesso puramente umano senza alcun servizio verso dei dati che possono essere rielaborati dinamicamente, incrociati automaticamente con altri dati per fornire quelli che vengono chiamati mashup, dei servizi più efficienti di incrocio e di estrazione dell'informazione in tempo reale, immediatamente aggiornata. Ok, per rappresentare questi dati in modo ricco, e quindi per essere compliant soprattutto alle ultime fasi, che sono quelle in cui agli ultimi livelli, quelli più alti dei linked open data, in cui abbiamo dei dati descritti con dei metadati ricchi, sono necessari dei vocabolari, delle rappresentazioni formali della conoscenza che vanno sotto il nome di ontologie. Sono una descrizione di quelli che sono i legami fra i dati in un modo standardizzato. C'è un progetto che si chiama Ontopia, che è un'ontologia per la pubblica amministrazione, in cui si cerca di descrivere i concetti tipici dei dati della pubblica amministrazione e le relazioni che ci sono tra di essi, in modo da poter consentire l'elaborazione automatica di queste informazioni. Passiamo ora ad un'analisi di quello che è il fenomeno di big data e cercando di chiarire quali possono essere i tipi di informazioni che riusciamo ad estrarre da grandi quantità di dati. Con big data si intende appunto il fenomeno che si è sviluppato nel corso dell'ultimo decennio,
in cui abbiamo assistito ad una crescita smisurata della quantità di dati prodotti in una singola giornata. La crescita è assolutamente esponenziale, parliamo di 500 milioni di tweet, questi dati si riferiscono al 2019 tra l'altro, quindi dovrebbero essere aggiornati al giorno d'oggi con numeri ancora più vasti. Dati 500 milioni di tweet, 294 miliardi di email, 4 petabyte, 4 milioni di terabyte che sono generati ogni giorno di contenuti Facebook, per dire, o 65 miliardi di email, scusate, di instant messenger sulle piattaforme WhatsApp o altro. I dispositivi che indossiamo generano un sacco di dati, quindi i nostri smart watch, i nostri smartphone e gli altri smart device. E nell'ottica dei big data, quello che vogliamo cercare di fare è, in questo mare di informazioni, cercare di estrarre l'essenza del distillato che può essere utile appunto per degli scopi, per qualunque tipo di scopi. L'ideale base del fenomeno dei big data è quello di, differentemente da quanto avveniva in precedenza, cercare di collezionare, di raccogliere ciascun tipo di dati. L'altro aspetto, quindi, è quello di collezionare qualunque dato arrivi, ma anche di qualunque tipo, a differenza di ciò che si faceva in precedenza. Abbiamo i classici dati strutturati, che sono quelli provenienti da transazioni finanziarie, da acquisti che venivano già raccolti in qualche forma, ma assieme ad essi, grazie all'avvento appunto del web 2.0 e dei social network, abbiamo una miriade di dati non strutturati, testi, post, audio, immagini, tracce GPS, quindi localizzazioni, e infine soprattutto grazie ai fenomeni dell'Industry 4.0 abbiamo dati provenienti da sensoristica, quindi dati in streaming, da fabbriche intelligenti, da altri sensori IoT. La sfida nell'ambito appunto dei big data è quello di cercare di combinare tutti i dati assieme, quindi sia quelli strutturati, quelli transazionali, molto più classici, con quelli meno strutturati, in modo che l'informazione possa essere estratta e arrivi alle persone giuste nel momento giusto e nel formato più adeguato. Il fenomeno dei big data caratterizza i dati appunto che pertengono a questo ambito con 5 caratteristiche che iniziano con la lettera B. Le 3 caratteristiche principali sono state individuate già un decennio fa, adesso ne sono state aggiunte successivamente altre 2. E i big data sono big data perché hanno un grosso volume, quindi abbiamo una transizione da poche migliaia di byte a miliardi di byte generati e da gestire. E quindi è una questione di volume, ma abbiamo già visto l'aspetto della varietà, le sorgenti possono essere molteplici, i tipi di medium potrebbero essere molteplici, così come i formati e la presenza o meno di struttura nei dati stessi, quindi si tratta di dati vari, variati, variegati. Il terzo aspetto è legato invece alla velocità di produzione. La prospettiva cambia da un'analisi di questi dati eseguita a lotti, in batch, la notte, senza intervento umano, a dati che devono essere elaborati in tempo reale per fornire dell'informazione che può essere significativa, ad esempio il fatto che un macchinario di una fabbrica possa avere un malfunzionamento nel giro di poche ore dal momento in cui i dati vengono raccolti. Gli aspetti ulteriori riguardano invece l'affidabilità del dato dal punto di vista della sua veracità, quindi dell'affidabilità della sorgente del dato, e
l'ultimo elemento, l'ultima V, è quella legata al valore del dato. Il dato, diversi tipi di dati possono essere monetizzati, possono essere trasformati direttamente in valore monetario, oppure in modo indiretto attraverso delle azioni che possiamo fare in base al dato, delle decisioni che possiamo prendere. La metafora che mi piace utilizzare in questi casi è che nel caso dei big data abbiamo un pagliaio di possibilità, e quello che andiamo a cercare potrebbe essere appunto un ago nel pagliaio, ma rovesciando la prospettiva, visto dal punto di vista del valore, stiamo cercando qualcosa che invece è una gemma nascosta fra una moltitudine di informazione o di dato che probabilmente non è così significativo. E questo che rende difficile questo tipo le analisi che riguardano questo tipo di dati. Le tecniche per l'analisi, che riportano in questo lucido, sono a loro volta delle tecniche che hanno dei livelli di sofisticazione via via crescente, dei livelli anche di maturità tecnologica via via crescente, ma che comportano dei valori dell'informazione estratta che possono essere appunto anch'essi in crescita, e quindi l'opportunità dello sfruttamento di questo valore. E andiamo da tecniche molto descrittive, quindi con i classici bilanci aziendali che descrivono una situazione in un determinato momento o anche nel corso dell'anno, ma comunque sia sono delle fotografie in un determinato istante ed è una semplice descrizione, a delle tecniche di analisi molto più sofisticate in cui c'è una componente di diagnostica, quindi cerchiamo di capire perché certi fenomeni sono avvenuti, mentre appunto nel caso della descrizione vediamo solo che cosa è avvenuto, a delle tecniche che sono via via più sofisticate, che cercano di prevedere cosa sta avvenendo e cosa possiamo fare per fare avvenire, quindi, per far realizzare certe predizioni. In questo caso parliamo di tecniche prescrittive. La frontiera in quest'ambito è quella dell'intelligenza artificiale, in cui l'informazione ottenuta da questo flusso può essere utilizzata per automaticamente apprendere e abilitare un processo in cui c'è un autoapprendimento. Da un altro punto di vista, le tecniche di analytics sono dei flussi che vanno dai dati verso le azioni, le conseguenze pratiche delle decisioni prese su questi dati, e abbiamo una filiera che va dal dato alle tecniche di analisi che possono supportare delle decisioni e che a seconda appunto del tipo di analisi sono più vicine a un suggerimento di una decisione, un supporto alla decisione e poi all'azione conseguente. Alcune di esse, appunto quelle più evolute, possono portare addirittura ad una decisione di tipo automatico. Il tipo di analisi possibili sono quelle che consentono di scoprire appunto delle correlazioni non banali fra i dati, ad esempio le classiche correlazioni su dati di tipo transazionale riguardanti gli acquisti di persone, cosa succede se un utente compra un determinato prodotto, allora quali sono gli altri prodotti che potrebbe comprare, oppure cosa succede quando un determinato evento accade, che probabilmente quali sono le possibili conseguenze, i possibili eventi che possono accadere assieme, quindi ci si cerca di scoprire qualche cosa che avviene assieme, dei pattern ricorrenti, dei modelli ricorrenti. Oppure avere delle tecniche che consentono di automaticamente riscoprire dei gruppi, di estrarre dei gruppi in modo automatico per segmentare ad esempio la clientela o per suddividere un fenomeno complesso in sottofenomeni più semplici, ognuno dei quali ha una sua peculiarità, una sua similarità con gli eventi che lo compongono. Altri tipi di analisi sono quelli più predittive, quindi la classificazione e la regressione nello specifico, che cercano di predire
delle caratteristiche di un individuo, di un evento, di una situazione in base a delle informazioni che sono possibili, cercando appunto di prevedere cosa avverrà o numericamente o in base semplicemente ad un'etichettatura riguardo a quell'evento, a quella persona, a quel dato, a partire dalle altre informazioni. Tecniche più sofisticate sono quelle per la gestione, ad esempio, della reputazione online, che cercano di analizzare il linguaggio naturale, il prodotto su social network per misurare ad esempio la reputazione di un'azienda oppure la soddisfazione della clientela o in generale un'opinione delle persone, e i sistemi di raccomandazione che sono invece una tecnologia per predire l'uso, le preferenze di un utente, quindi fornire delle soluzioni personalizzate. Infine abbiamo tecniche utilizzate tipicamente in industria per gestire e per individuare delle anomalie che possono essere utilizzate per predire ad esempio delle intrusioni in sistemi oppure per poter fornire della manutenzione predittiva. In generale tutte queste tecniche si basano principalmente sulla disponibilità del dato. In generale per poter applicare la data analysis ovviamente il dato è nel modo più estensivo, disaggregato e machine processable possibile, quindi lavorabile da macchine, sia disponibile, è un prerequisito per questo tipo di analisi. Ok, un altro aspetto fondamentale, oltre alla disponibilità dei dati, che appunto è un prerequisito per questo tipo di analisi, è la qualità dei dati stessi. Nei prossimi lucidi andremo a cercare di caratterizzare questo concetto. Questo concetto è un concetto sfaccettato, si compone di più di una singola dimensione, multidimensionale, e è un modo per guardare interamente a tutte quelle che possono essere le applicazioni di questi. Le dimensioni che possiamo individuare per la qualità dei dati sono quelle riportate in questo lucido, un aspetto sicuramente legato all'accuratezza, quindi alla corretta rappresentazione delle entità e degli eventi del mondo reale, alla disponibilità, quindi alla possibilità e alla facilità di accedere sia ora ma anche con una prospettiva di continuità nel futuro, quindi la disponibilità di questo dato anche oltre il limite temporale di un'analisi fatta in un determinato momento. La completezza, quindi la loro adeguatezza a livello di aggregazione o di rappresentazione delle entità che intendono modellare, la conformità, l'uso di standard, la consistenza, quindi la non contraddittorietà del dato, la credibilità della sorgente del dato e aspetti che abbiamo più volte discusso in questa presentazione, la elaborabilità automatica, la rilevanza, di nuovo torniamo al livello di granularità e di aggregazione, e la tempestività, quindi quanto sono aggiornati questi dati rispetto al fenomeno che intendono descrivere. Andando ad analizzare ciascuna di questi aspetti più nello specifico, l'accuratezza è una misura di quanto i dati rappresentano le caratteristiche di identità delle situazioni e degli eventi del mondo reale. Ho usato il termine misura perché in molti casi è possibile dare una misura quantitativa di questi aspetti veramente qualitativi. Esistono delle metriche che consentono di misurare ad esempio l'accuratezza dei dati, ma anche un giudizio umano o una raccolta di giudizi umani su questi aspetti, e una media, ad esempio un aggregato di questi giudizi, può essere una misura quantitativa della qualità del dato sotto questi diverse sfaccettature, sotto queste diverse dimensioni.
Nel caso dell'accuratezza, ad esempio, nel caso di dati spaziali, è legata alla precisione della rappresentazione del mappale delle strade o nella misura corretta della sensoristica meteorologica. E questo è qualcosa che pertiene il singolo dato, la singola rilevazione o la singola entità rappresentata, ma anche a livello più globale, quindi che guarda l'intero dataset invece del singolo microdato, è l'indicazione corretta delle condizioni di uso o riuso dei dataset. L'accuratezza, come molti di queste dimensioni, non è un concetto completamente generale, o meglio, la sua misura dipende dal contesto d'uso del dato. In generale questo è qualcosa che riguarda diverse dimensioni, come vedremo. L'aspetto che è importante per gli open data è che questo contesto non è noto a priori e non è prevedibile a priori, proprio perché per la natura degli open data questi vengono rilasciati con lo scopo di essere riutilizzati per delle applicazioni che non sono note nel momento in cui vengono rilasciati, e per qualunque tipo di applicazione. Quindi ovviamente mentre per un utilizzo, un'applicazione dei dati è possibile misurare l'accuratezza in base al contesto, nel caso generale degli open data l'accuratezza è un concetto che è indipendente dal contesto, dovrebbe essere dovremmo rilasciare i dati più accurati possibili, più precisi possibili. La disponibilità del dato è a misura in cui possono essere acceduti, e la facilità anche con cui possono essere acceduti, inclusa la persistenza nel lungo periodo. Ha a che fare con il sistema di pubblicazione dei dati che nel caso degli open data avviene su siti internet, quindi sul web. Nel caso appunto dei siti internet, tipicamente questi dati sono identificati da una URI, un identificatore della risorsa, è il classico, la classica stringa HTTPS, eccetera, eccetera. Quello che chiediamo per un dato che sia disponibile è che questo punti sempre al dataset, alla risorsa che rappresenta appunto il dataset, anche ad esempio quando cambia l'organizzazione delle pagine. Il dato è disponibile se non viene generata una pagina 404 usando la sua URI. La sua URI deve essere stabile anche nel caso appunto il sito web che lo contiene, dell'organizzazione che lo contiene, cambi. Analogamente la disponibilità è anche qualcosa di macro, come nel caso precedente. La descrizione del dataset e i metadati, la descrizione dei dati presenti, devono sempre accompagnare il dataset stesso. Questo comporta un problema che è il mantenimento delle URI di questi identificatori nei siti istituzionali, che deve essere coerente e mantenuto nel lungo periodo. La completezza dei dati è la misura in cui essi includono tutte le informazioni necessarie. Di nuovo, dipende dal contesto d'uso nel caso di un dataset specifico, ma è ovvio che nel caso di open data non è prevedibile a priori questo contesto d'uso, quindi la completezza, il dato che viene rilasciato nel caso di open data deve essere il più esteso possibile, proprio per garantire la completezza in un caso che non è prevedibile a priori. Alcuni esempi di completezza sono, nel caso di un dataset sugli incidenti stradali, che possa includere anche informazioni non necessariamente legate all'incidente, ma di contesto, il meteo oppure le condizioni della strada, in modo da poter consentire delle analisi più raffinate sulle cause o sulle correlazioni con gli eventi. Oppure, per quanto riguarda dei dataset generati ad esempio dinamicamente, la descrizione che includa la data di ultima modifica, in modo da poter avere un'informazione su quando quel dato è stato effettivamente generato. La completezza in generale dipende dal processo di revisione e pubblicazione e quindi è un aspetto che fa parte del processo di
rilascio del dato. Nel dubbio il suggerimento è quello di rilasciare i dati nel modo più completo possibile. Questo è anche un aspetto che ha a che fare con l'aggregazione o la non aggregazione, la disaggregazione del dato. Un dato che viene aggregato non è più completo, perde parte della sua completezza. La conformità è una misura di quanto i dati seguano degli standard, in particolare ad esempio esistono degli standard per certi tipi di dati come le coordinate geografiche, le date, la realizzazione di informazioni statistiche, l'uso di ontologie, ad esempio Ontopia, può essere qualche cosa che rende questo dato conforme a degli standard che sono preesistenti, quindi sarebbe auspicabile utilizzare quelli e trasformare il dato in modo che sia aderente a quegli standard prima di rilasciarlo. Anche nel caso non esistano degli standard, tuttavia sarebbe utile documentare le convenzioni e quindi i vocabolari utilizzati per descrivere il proprio dataset, in modo appunto che almeno, anche se non c'è una standardizzazione, ci sia una sorta di conformità interna del dato stesso, che sia appunto conosciuta anche all'esterno, resa pubblica anche all'esterno attraverso la descrizione. La consistenza è la misura per cui i dati non sono contraddittori. Di solito la consistenza è qualcosa che pertiene un aspetto di incrocio del dato, quindi normalmente il dato proveniente da una singola sorgente di informazione dovrebbe essere internamente coerente, ma quando andiamo a integrarlo con altri dati potrebbe non esserlo, ad esempio perché abbiamo la rappresentazione di informazioni temporali in modo diverso, una data versus una durata, quindi un numero di minuti, ore, giorni, mesi, anni a partire da un determinato evento piuttosto appunto che una specifica data. E queste due sorgenti di informazioni che sono analoghe potrebbero essere in conflitto tra di loro. Lo stesso, la consistenza potrebbe non essere solamente legata al microdato, ma all'intero dataset, ovvero se i dati vengono incrociati, le licenze d'uso con cui vengono rilasciati dovrebbe essere compatibile con quelle delle singole sorgenti di dato, magari dovrebbe essere scelta la più restrittiva tra le varie. La credibilità ha a che fare con quanto ci fidiamo del dato, qual è l'affidabilità dal punto di vista della veridicità del dato stesso, e questo si può essere misurato o perché lo possiamo raffrontare con un'altra base di dati, con un altro dataset che consente quindi di verificare se il nostro dato è conforme ad un altro che contiene le stesse informazioni o parte di quelle informazioni, quindi c'è un modo esterno per verificare questa dimensione, questa misura, oppure ovviamente dobbiamo fidarci dell'agenzia o dell'emettitore del dato, nel caso ad esempio di enti pubblici, di agenzie governative, chiaramente l'affidabilità della sorgente e l'attendibilità della sorgente è data dal fatto appunto che si tratti di un ente pubblico e quindi non ha nessun interesse a nascondere o occultare o modificare l'informazione rilasciata. L'aspetto dell'elaborabilità è un aspetto su cui siamo tornati molto spesso ed è la misura con cui o la facilità con cui un processo automatico può comprendere e manipolare i dati, è legata sicuramente alla conformità. Chiaramente un dato conforme è più facilmente elaborabile di un dato non conforme, richiede che ci sia della coerenza nella codifica dell'informazione, del controllo, ed è anche in questo caso a che fare con il processo di acquisizione e di rilascio dal dato, e richiede che i formati siano descritti esplicitamente, quindi se non sono formati completamente standard, quantomeno ci sia una precisa descrizione di come il dato viene rappresentato e codificato. La rilevanza è sicuramente qualcosa di legato al contesto ed è l'informazione, diciamo, è la dimensione più legata al contesto d'uso del dato di tutte, perché è quanto un dato è
pertinente all'applicazione del dato stesso, all'uso del dato stesso. La rilevanza nel caso di Open Data è difficile da misurare proprio perché l'applicazione non è nota a priori. E infine la tempestività è l'ultimo aspetto fondamentale riguardo appunto alla qualità dei dati. La tempestività non è una misura di quanto i dati riflettano la situazione corrente. Quindi la misura della velocità di aggiornamento del dato che dipende, di nuovo non è assoluta, dipende dalla sorgente del dato stesso, della velocità di aggiornamento, di generazione dei dati da parte della sorgente. Un dataset con degli aggregati mensili, quindi con delle raccolte, dei riassunti mensili, magari il più possibile disaggregati, tuttavia insomma un dataset che ha una cadenza mensile sarebbe utile che venga aggiornato almeno con lo stesso ritmo, quindi entro il mese successivo rispetto all'acquisizione dei dati, altrimenti diventa veramente poco utile dal punto di vista della sua tempestività o ha una tempestività molto bassa. Viceversa, se il processo di generazione dei dati è un processo in tempo reale, ad esempio i dati di traffico, ovviamente quello che ci aspettiamo perché il dato possa essere considerato tempestivo è che il dataset venga aggiornato ogni pochi minuti con le nuove informazioni, proprio per poter estrarre eventualmente questo tipo di informazione. Parliamo ora invece di un altro aspetto che ha a che fare una problematica che ci si può porre nel rilascio di Open Data ed è relativo alla presenza di dati personali all'interno dei dataset da rilasciare. In generale i dati personali, come sicuramente saprete, sono i dati che consentono l'identificazione di una persona fisica, sia in modo diretto o anche in modo indiretto. Abbiamo appunto il dato più personale che fa riferimento al diritto personalissimo, è il nome della persona stessa, ma abbiamo anche degli altri dati appunto in cui indirettamente possiamo identificare l'interessato, ad esempio il numero di matricola, il codice fiscale o in modo un po' più blando, in questo caso il codice fiscale, sicuramente il numero di matricola sono gli indicatori diretti della persona, ma indirettamente possiamo andarla a identificare anche con le informazioni di tracciamento oppure del suo le impronte che lascia online, quindi l'indirizzo IP che utilizza dai suoi dispositivi, il login e così via. In generale altri dati personali sono quelli che caratterizzano l'identità fisica della persona, fisiologica, genetica, psichica e così via. Nel caso dei dati personali, quello che la norma sul trattamento dei dati personali ci impone è che i dati che non, seppur personali, quindi che consentono di identificare sono attribuibili in qualche forma ad una persona in modo diretto o indiretto, se anonimizzati non dovrebbero soggiacere ai principi di protezione previsti dal GDPR. Quindi se i dati sono de-identificati, di questo termine parleremo più precisamente fra qualche lucido, ovvero sono resi sufficientemente anonimi da impedire o non consentire agevolmente l'identificazione dell'interessato, questi dati possono essere rilasciati. La GDPR stessa, appunto, che sfortunatamente nella sua nuova formulazione è stata recepita dall'ordinamento italiano in un singolo articolo con una serie infinita di commi, nella GDPR stessa, appunto, nella sua ultima versione, si pone un auspicio che è quello di utilizzare i principi di protezione dei dati, quindi una misura
misura di salvaguardia rispetto alla identificazione sulle informazioni che sono relative alle persone. In particolare la GDPR individua una strategia per farlo, che è la strategia di pseudonimizzazione, che è una delle strategie possibili appunto per de-identificare una persona. Ci dice anche qual è il rischio, quali sono i rischi che dobbiamo stimare in questo processo appunto di pseudonimizzazione o in generale di identificazione della persona. Quello che ci dice, per fortuna, è la valutazione di una misura di rischio di reidentificabilità, ma attraverso una stima che sia ragionevole, ovvero il rischio di identificabilità deve essere commisurato alla ragionevolezza della procedura necessaria per rieffettuare la identificazione diretta o indiretta del soggetto. Parla lo stesso comma anche di ragionevole probabilità di uso di un insieme di mezzi per identificare la persona fisica. È ovvio che se usiamo il calcolatore della NASA, col calcolatore della NASA potremmo essere in grado di reidentificare una persona, ma ovviamente questo tipo di mezzi non è a disposizione di chiunque e dunque ragionevolmente non potrà essere utilizzato per farlo in questo momento. In particolare appunto il concetto che la GDPR propone per la protezione dei dati personali di cui parla è il concetto di pseudonimizzazione. La pseudonimizzazione ha come obiettivo quello di rendere impossibile o difficile, appunto, ragionevolmente difficile, l'identificazione diretta di una persona attraverso le sole informazioni rese disponibili, quindi senza alcuna informazione aggiuntiva. In realtà esistono delle tecniche ancora più forti rispetto alla pseudonimizzazione che non vengono definite nella norma del GDPR, che vanno sotto il nome di anonimizzazione. L'anonimizzazione è un processo più sofisticato mediante il quale i dati vengono modificati in modo irreversibile così da poter tornare indietro. Nella pseudonimizzazione c'è una componente che vedremo fra un attimo che consente di ritornare indietro, quindi che consente in qualche forma di reindividuare la persona a cui i dati si riferiscono, che invece nel processo di anonimizzazione viene meno. L'obiettivo dell'anonimizzazione è quello di rendere ardua, difficile l'identificazione indiretta, mentre nella pseudonimizzazione l'identificazione diretta che è resa ardua, quindi quella guardando solamente i dati. Un esempio appunto della prima delle due tecniche, quella di pseudonimizzazione, è la seguente. Supponiamo di avere dei dati relativi a delle persone e che sono ricoverate in ortopedia e quindi hanno avuto una diagnosi relativamente appunto a dei problemi ortopedici. I dati originali hanno questa forma, abbiamo un nome che identifica univocamente la persona, degli altri dati collaterali che ci possono servire per gli studi medici, ad esempio l'anno di nascita, il genere, l'informazione relativa alla residenza, al capo di residenza e poi la diagnosi. La pseudonimizzazione opera in questo modo: l'informazione che è necessaria per identificare il soggetto, in questo caso è il nome. Quello che andiamo a fare è sostituire attraverso una corrispondenza il nome vero con qualche cosa che invece ha una connotazione più o meno casuale o utilizza della crittografia, ad esempio, per nascondere il nome vero. È una corrispondenza quindi tra il nome vero e un codice, possiamo chiamarlo token, che trasforma i dati. Il dataset che viene rilasciato a seguito di pseudonimizzazione è un dataset trasformato, qui non sappiamo più che questa persona, cioè non possiamo più attribuire, a meno di non avere a disposizione appunto la corrispondenza, ma con i soli dati trasformati non possiamo più attribuire ciascuna
ciascun dato, ciascuna informazione ad una determinata persona. Quello che sappiamo, tuttavia, continuiamo a conoscere le altre informazioni. Perché un processo di pseudonimizzazione possa essere sufficientemente sicuro, è importante che la corrispondenza, che è la chiave poi per poter ritornare indietro al nome all'identità della persona, sia conservata in modo sicuro su sistemi diversi da quelli che contengono i dati trasformati e anche che contengono i dati originali. Quindi l'idea è quella di usare che questa corrispondenza venga mantenuta ovviamente dal proprietario dei dati, che rilascia i dati trasformati, ma non ovviamente o mantiene in sicurezza la corrispondenza. È vero tuttavia che la pseudonimizzazione può consentire, pur nascondendo appunto o non consentendo un'identificazione diretta, a questo punto questo token relativo, ad esempio 11.779, relativo a una persona di genere femminile e nata nel 1972, ma dal solo dato trasformato non possiamo risalire al fatto che questa persona si chiamasse Verdi di cognome. Tuttavia, se noi abbiamo degli altri dati, se siamo in possesso di altri dati, possiamo restringere in qualche forma il campo di chi possa essere questa persona, ad esempio attraverso un'identificazione indiretta. Di solito è legata al fatto, a motivi di numerosità. Se il numero di individui che hanno tutte le altre caratteristiche è particolarmente piccolo, chiaramente possiamo risalire quasi certamente o insomma con una certa approssimazione, perché abbiamo individuato un certo sottoinsieme di individui che hanno quelle caratteristiche, alla persona originaria. Quindi se abbiamo a disposizione anche questo, il dataset di destra, e sappiamo che le persone del dataset di destra sono anche persone che hanno acceduto ad esempio al servizio di ortopedia, o possono aver in principio acceduto al servizio ospedaliero, possiamo ragionevolmente pensare che la persona con token 11.779 possa essere una delle due riportate in giallo. Non siamo sicuri, non siamo certi di quale delle due è la persona vera, ma ovviamente abbiamo un'indicazione. Nel caso del token 41.898 abbiamo la certezza se appunto la persona è l'unica possibile. Per ovviare a questo tipo di problemi, quindi quelli di identificazione indiretta, si utilizzano delle tecniche più sofisticate. L'idea di queste tecniche è quella di cercare di trasformare il dataset in modo che l'identificazione indiretta non sia più possibile, ma che allo stesso tempo il dataset, quindi le informazioni contenute nei dati che vengono rilasciati, siano altrettanto significative delle originali, o quantomeno mantengano un certo grado di descrizione del fenomeno che potremmo voler analizzare, ad esempio, non so, delle correlazioni tra età e patologie, o tra genere e patologie. La prima tecnica che andiamo ad analizzare è quella cosiddetta di K-anonimizzazione. Si basa su due concetti, che è quello di generalizzare alcuni dati oppure di sopprimerli se non è possibile generalizzarli. L'idea è che ogni dato, ogni riga della nostra tabella, per essere K anonima, quindi per avere questa proprietà, deve essere indistinguibile almeno da K-1 altre righe della stessa tabella. Ovvero, la richiesta è che nessun dato sia identificabile precisamente, ma sia il più possibile la stessa combinazione di valori, così come saranno stati anonimizzati attraverso generalizzazione, si riferisca a più di una determinata persona o di una determinata riga, ma in particolare la richiesta è che ce ne siano almeno K con le stesse caratteristiche. Ad esempio,
Una possibilità è quella di andare a generalizzare l'anno di nascita, invece di indicarlo precisamente, indicarlo con un range, un intervallo. Quindi questa persona sappiamo che sarà nata, che in realtà è nata nel 1972, sarà nata nel decennio 70-79 e viceversa, queste due persone saranno nate nel decennio precedente, 60-69. In questo modo osservate che le righe della tabella che hanno di nascita la decade 70-79 sono almeno 3, così come quelle 60-69 sono almeno 3. Per l'anno di nascita non sappiamo distinguere, solo guardando l'anno di nascita o la fascia dell'anno di nascita non sappiamo distinguere più di meno di 3 individui. Stesso discorso per il genere, anche il genere può essere codificato, quindi il genere femminile potrebbe essere codificato da uno 0 e viceversa quello maschile da un 1. Il cap può essere generalizzato sopprimendo l'ultima parte. Qualora non sia possibile generalizzare una determinata colonna, un determinato attributo del nostro dataset, a quel punto l'unica soluzione che abbiamo è quella di sopprimerlo eventualmente, in modo che appunto la proprietà di K anonimizzazione sia valida. Possiamo avere, per raccomandazione del garante, quello che si richiede della privacy, questa tecnica è utilizzabile per il rilascio di dati personali, richiedendo esplicitamente che il dato, che K sia maggiore o uguale a 3, cioè che ciascuna delle righe della tabella sia indistinguibile almeno da altre 2 righe della tabella rilasciata, del dataset rilasciato. In alcuni casi, se appunto le righe sono troppo riconoscibili, si potrebbe anche identificare il genere, quindi ad esempio, invece di avere in questo caso il genere femminile è indicato da 0 e quello maschile da 1, ma potremmo anche avere delle persone a cui per de-identificarle gli associamo un genere non determinato 0-1 proprio per garantire la K anonimizzazione. Quindi, possiamo avere anche delle date di nascita non specificate proprio per garantire il fatto che non siano attribuibili ad una singola persona o a meno di 3 persone, secondo quanto richiesto dal garante della privacy. Altre tecniche invece di identificazione si basano sulla modifica dei dati. Qui abbiamo aggregato in un certo senso, no? Abbiamo generalizzato, invece di una data abbiamo una decade, invece del genere abbiamo un codice, ma possiamo avere anche il codice intermedio che non ci dice nulla su questo dato. Invece di un K abbiamo un cap specifico, abbiamo un cap generico, quindi non sappiamo conosciamo effettivamente la località. Nel caso delle tecniche di randomizzazione invece quello che si fa è cambiare completamente l'approccio. L'idea è quella di creare un nuovo dataset in cui non siamo certi che il dato sia quello vero oppure no. Per ciascuna riga del nostro dataset originale, attraverso la tecnica di privacy differenziale, il processo, quello che fa il processo, ad esempio lo vediamo nel caso del genere, è quello di fare un lancio di una moneta e quindi decidere casualmente se il dato originale viene mantenuto nel dato trasformato o nel dataset trasformato, che sarà quello poi rilasciato pubblicamente, oppure invece venga costruito in modo arbitrario, in modo fittizio. L'idea è la seguente: per ciascuna riga della nostra tabella viene tirata a sorte una moneta. Se l'esito del lancio è testa, allora il valore che vogliamo appunto de-identificare per privacy viene mantenuto inalterato, quindi si scrive il vero valore. Questo è il caso ad esempio della prima riga. Viceversa, se l'esito è croce, scusate qui l'animazione è scorretta, comunque se l'esito è croce, quindi non è testa, quello che avviene è che nel dataset trasformato viene aggiunto un nuovo valore che non è più quello vero, è esito anch'esso di un caso. Di nuovo ritiriamo la moneta, viene testa e croce e decidiamo se indicare il genere maschile o femminile. Croce indicazione del genere femminile. Così maschile. Quindi in questo caso abbiamo trasformato questo dato cambiandogli il genere.
Quello che accade è, voi potreste pensare appunto che si tratta di un procedimento arbitrario, stiamo in qualche forma trasformando il dato in qualche cosa che non è vero, non è più vero, non necessariamente è più vero, cioè lo è solamente con una certa probabilità. Allora, se invece di usare una moneta vera o di usare una randomizzazione vera, cambiamo leggermente l'approccio e usiamo una cosiddetta moneta truccata, interveniamo cioè, su quella che è la probabilità della risposta sincera, aumentandola ovviamente rispetto alla risposta non sincera, quella artefatta, costruita in seguito. Se modifichiamo appunto leggermente la probabilità della moneta, quello che si vede è che già modificando di poco la probabilità di avere una risposta sincera, quindi incrementando la probabilità di avere una risposta sincera, ma avendo sempre la possibilità di avere risposte non sincere, la distribuzione dei valori di quella colonna rimane il più possibile abbastanza vicina alla vera media, alla vera distribuzione dei valori originali. Quindi le proprietà statistiche di questa trasformazione sono vicine, non sono le stesse, ma sono molto vicine, sono analoghe sostanzialmente a quelle del dato trasformato. Quindi non si perde l'informazione contenuta, l'informazione statistica contenuta nel dato originale. Questo sicuramente più si aumenta questo bias, quindi più la moneta è truccata, anche per il solo 20% di valori, più siamo vicini a alla media vera. Tecniche analoghe, in questo caso è stata usata su una variabile precisa che ha solamente due valori, ma esistono tecniche analoghe che possono essere applicate ovviamente ad altri tipi di dato che non siano necessariamente categoriali, quelli appunto in cui abbiamo una categoria o un'altra, ma anche per dati di tipo numerico, per continuo, le stesse date, gli anni di nascita, eccetera, e così via. In generale, questo tipo di tecniche o questo tipo di analisi sono già forniti dai provider di soluzioni cloud, in particolare ad esempio Google fornisce già per i dati trattati sulla sua piattaforma dei servizi di identificazione, quindi possono essere utilizzati direttamente. E di nuovo la cosa interessante è che consente anche di fare un'analisi automatica del rischio di identificazione direttamente dalla propria piattaforma, quindi senza la necessità di doverla fare manualmente. Per concludere questa parte sui dati personali, riporto alcuni aspetti che sono stati analizzati dall'Agenzia Europea di Protezione della Privacy e assieme all'Agenzia Spagnola, al Garante Spagnolo per la Privacy, che su alcuni aspetti che sono un po' critici, sono tipicamente dei fraintendimenti sulle procedure di anonimizzazione o di identificazione del dato. Questo giusto per chiarire che appunto non è garantito che quello che abbiamo in mente funzioni sempre, funzioni immediatamente appunto come soluzione per la deidentificazione. Il primo fraintendimento, il primo aspetto è quello relativo appunto alla differenza delle due tecniche. La pseudonimizzazione è diversa dall'anonimizzazione. I dati pseudonimizzati hanno la possibilità di essere attribuiti con informazioni aggiuntive alla persona a cui si riferiscono, mentre quindi non consentono una identificazione diretta. Viceversa, i dati anonimizzati dovrebbero non consentire neppure un'identificazione indiretta, quindi c'è questo cambio di prospettiva. Un secondo aspetto è relativo al fatto che l'anonimizzazione non è la crittografia, non è qualcosa in cui noi modifichiamo i dati e non siamo più in grado di rileggerli. La crittografia è una tecnica che viene usata tipicamente per la pseudonimizzazione, quella che dato il cognome ci dà il token, che normalmente non sarà un numero ma sarà qualcosa di più complicato relativo a quella persona, ma è qualcosa di diverso dall'operazione di anonimizzazione. Non sempre è
possibile anonimizzare i dati, o meglio, l'effetto dell'anonimizzazione dei dati non è sempre garantito essere quello ottimale, dipende dalla natura dei dati. Più basso è il numero di persone, più facile è ritornare indietro e ricostruire e identificare quindi la persona. Viceversa, più alto è il numero di persone, più siamo, diciamo, ragionevolmente sicuri che una reidentificazione diventa onerosa e quindi ragionevolmente impossibile, come previsto dalla norma. L'anonimizzazione non è qualcosa che ha durata illimitata, nel senso che l'avvento di nuove tecnologie o di nuove sorgenti di dati potrebbero consentire la reidentificazione a partire appunto dal dato anonimo. Quindi andrebbe in un qualche forma rimisurato o rivalutato il rischio di reidentificazione nel tempo, non è qualcosa che è congelato in un determinato momento, ma evolve con l'evolvere della tecnologia, con l'evolvere della disponibilità di altre sorgenti di dati. L'anonimizzazione non elimina il rischio di reidentificazione, come dicevamo, non può essere azzerato, anche le tecniche di K-anonimizzazione e di privacy differenziale sfortunatamente appunto non garantiscono che sia impossibile, totalmente impossibile, di reidentificare le persone. Ovviamente quello che ci viene richiesto dalla norma è che questa reidentificazione sia comunque ragionevolmente ardua o difficile da realizzare. Così come appunto il rischio non è un rischio binario 0 o 1, cioè non c'è rischio o c'è rischio oppure il rischio è completo. È qualcosa che dipende da molti fattori contestuali e quindi tra cui anche appunto lo stesso tempo. Gli ultimi fraintendimenti hanno a che fare invece con i processi di anonimizzazione. L'anonimizzazione non è un processo completamente automatizzabile, seppure appunto ad esempio nelle piattaforme esistano dei tool, degli strumenti standard per ottenere la denonimizzazione, per valutare il rischio. C'è bisogno di un uomo man in the loop, un uomo nella gestione del ciclo del processo appunto, in modo che da analizzare qual è questo rischio, da comprenderlo e di effettuare la valutazione finale su se questo rischio è un rischio accettabile oppure no. Un altro fraintendimento è l'inutilità del dato anonimizzato. Come abbiamo visto, anche il dato che viene reso anonimo ha una sua utilità, sia corrente, sia attuale che potenziale nel caso degli open data, che è dovuto al fatto che abbiamo cioè possibilmente dovremmo avere una grande quantità di dati e quindi le proprietà statistiche di questi dati e quindi l'informazione effettivamente statistica contenuta all'interno di questi dati è comunque disponibile. Infine, i processi di anonimizzazione non sono standardizzabili, nel senso che ognuna delle entità coinvolte ha le sue peculiarità e quindi probabilmente non esiste un processo unico che funzioni per tutti, ma deve essere valutato caso per caso, ovviamente per organizzazioni omogenee o molto simili questo può essere fatto, ma non su organizzazioni che sono completamente diverse. E di nuovo va valutato l'impatto della identificazione, andrebbe valutato, non è detto che i dati che noi rilasciamo debbano essere necessariamente giudicati come non di interesse o l'operazione non sia rischiosa. Chiaramente è qualcosa che va fatto e dipende molto dalla caratteristica dei dati, chiaramente, e può essere più o meno critica appunto in base alla natura dei dati stessi. Per concludere la presentazione, quello che andiamo ad analizzare ora è sono alcuni aspetti che sono stati raccolti dall'autorità, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dall'Agenzia Europea di Open Data riguardo alla maturità dei processi di Open Data nel nostro paese
e in particolare in questa analisi sono stati identificati alcuni aspetti migliorativi che andrebbero tenuti da conto in un processo appunto che porti verso veramente la diffusione della cultura degli open data. In particolare gli aspetti da migliorare, così come identificati in questo report di Data Maturity, sono quelli che hanno a che fare con la descrizione dei dati. Molto spesso i dataset che vengono rilasciati hanno dei metadati, ma il processo che porta all'aggiornamento dei dati e l'aggiornamento dei dati e dei metadati non è un processo istituzionalizzato, non è un processo come dire, codificato, ma si tratta di processi una tantum che hanno alcuni svantaggi, tra cui appunto quello che di mancato aggiornamento delle informazioni di contesto, i metadati, o che i sistemi di raccolta non siano tempestivi e quindi portino a dati che non sono più particolarmente utili proprio perché non rilasciati con la giusta tempestività. Questi sono limiti di processo, cioè la gestione di questo obbligo di pubblicazione appunto come una tantum, ma piuttosto che invece qualche cosa che è istituzionalizzato e che diventa anche un'opportunità. Infine, la mancata presenza di gamme di dati piuttosto che sia storici sia contemporanei rispetto appunto alla pubblicazione di mere statistiche aggregate e senza, che portano poca utilità ad un'eventuale analisi su questi dati. Gli altri aspetti che vengono valutati sono quelli sulla qualità dei dati e in particolare con particolare enfasi sul modello dei linked open data, quelli che contengono i metadati che sono collegati in un certo senso. Anche in questo caso il problema è un problema di processo. Qual è il modello dei dati aperti che si utilizza? Stiamo tendendo verso i dati a 5 stelle, quindi quelli autocollegati, quelli linked open. Qual è la qualità della distribuzione dei dati? Viene fatta questo tipo di analisi internamente, ma soprattutto c'è una fase di formazione perché questo modello, che è quello sul quale c'è l'enfasi della comunità scientifica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, venga effettivamente compreso e internalizzato nelle istituzioni. E analogamente a questo, abbiamo una contezza di quanti dati aperti sono stati pubblicati nella nostra istituzione, di qual è la qualità di questi dati e di nuovo c'è un monitoraggio del processo. Questi sono gli aspetti che attualmente risultano più critici a livello di maturità per quanto riguarda gli open data. L'ultimo aspetto infine è quello relativo alla visualizzazione. Oltre a rilasciare i dati, è interessante che gli enti pubblici, magari rilasciandoli apertamente e con la collaborazione di analisti esterni, possano incorporare all'interno della loro piattaforma delle visualizzazioni di questi dati, quindi qualche cosa che è una pre-elaborazione, è una presentazione del dato in una forma più facilmente comprensibile. E questo sicuramente potrebbe avere un impatto importante, soprattutto nell'ambito delle applicazioni o dell'utilizzo di questi dati in forma di open government, quello che porta verso la trasparenza, la partecipazione, la cittadinanza digitale e l'innovazione. Quindi i pilastri dell'amministrazione aperta si fondano certamente sulla presenza di dati aperti. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e per qualunque domanda su questi temi sono a vostra completa disposizione.